Salve a tutti, ben ritrovati, bentornati su #FVG, la serie in cui vi porto a scoprire le bellezze della mia terra, il Friuli Venezia Giulia. Oggi sono qui in compagnia del buon Riccardo The Mountain Rambler, perdonate la mia solita pronuncia un po' del cavolo. Siamo sul lago di Tramonti, meglio conosciuto anche come lago di Redona, nella Val Tramontina, in provincia di Pordenone. Un lago artificiale creato dal fiume Meduna, giusto? Giusto, sì. Riccardo, raccontaci qualcosina di questo sistema di laghi qua in zona. Beh, allora, come dicevi tu, siamo in una zona principalmente montuosa, per cui negli anni 50 tutta questa zona è stata sondata per raccogliere dei campioni al fine di creare degli sbarramenti e delle dighe, soprattutto per l'utilizzo idroelettrico. Non siamo molto lontani dal Vajont, immagino voi anche un po' sappiate, insomma, la storia, c'è stato un disastro molto grande, molte vittime purtroppo per l'ingordigia dell'uomo, quindi anche in questa zona c'è una diga un po' qui, un po' più giù a valle, ce n'è una qui e poi altre due qua dietro, nelle montagne qui a fianco, che sono i laghi di Cazul e Caselva, che dopo il buon Marco vi farà vedere. E questo è tutto un sistema di laghi che assieme al Vajont dovevano garantire una grossa quota di energia elettrica da sfruttare nei paesi a valle, per cui Meduno, Pordenone, Longarone, Belluno, che però poi purtroppo col disastro questo progetto è stato un po' ridimensionato, queste dighe sono state ultimate e vengono ancora utilizzate, mentre purtroppo sappiamo quelle del Vajont non è possibile utilizzarla. Ok, quindi questo è un po' il giro che andremo a fare oggi. Vediamo appunto il lago di Tramonti, il lago di Redona, vediamo come siamo coi tempi, l'intenzione di raggiungere anche il lago di Selva e di Cazul. E niente, qua possiamo già dire che i panorami sono assolutamente spettacolari, la natura è bellissima. La giornata, per fortuna, per quanto siamo a metà ottobre, è bella calda, bella soleggiata, stiamo morendo di caldo, siamo sudati perché pensavamo facesse freddo, ma in realtà non è così, tan ben che mai, scusate il friulanismo. Quindi direi che possiamo, come al solito, chiudere la bocca e andare a vedere un po' questi luoghi fantastici. Da bravi pseudo avventurieri, ovvero un po' folli come sempre siamo, Fuori traccia sempre. fuori traccia ovviamente, scendendo in macchina da dove eravamo prima, Riccardo ha notato un ponte sospeso qui sul, vorrei dire lago, ma ancora più fiume che lago, però comunque qua sulla zona, e stiamo cercando di arrivarci perché sembra molto carino, però non ci sono indicazioni, i sentieri non sono esattamente percorribili, siamo sul precipizio che stiamo per cadere in acqua, ma sì, ce la faremo. Sì, eravamo decisamente andati a impergolarci inutilmente perché poco prima c'era il sentiero che portava dritto sul ponte, che balla un po', mancano alcune assi, però è carino. Bello qua sul... balla parecchio. Balla tantissimo. Ci siamo fermati di nuovo perché abbiamo trovato una cosa molto interessante che ci tenevo a mostrarvi, ma che non ero sicuro saremmo stati in grado di trovare perché non ci sono indicazioni chiare su dove si trovino, anzi, queste rovine che vedete alle mie spalle, che sono semplicemente le rovine dei paesi che erano qui nella Val Tramontina prima che la chiudessero con la diga verso cui ci stiamo dirigendo e alla quale prima o poi arriveremo se la smettiamo di fermarci ogni 20 metri. Non sono questa cosa grandissima, enorme, non ci si può andare dentro a meno che il lago non sia completamente in secca, però nonostante un po' di piogge recenti siamo riusciti comunque a trovarle e vederle. Adesso vediamo, monto il tele, vediamo se riusciamo a fare
qualche ripresina da vicino. Non è facile arrivarci, siamo arrivati per vie traverse, attraverso posti in cui non ci sono sentieri, boschi e quant'altro, però ce l'abbiamo fatta, ci siamo arrivati, quindi riesco a farvela vedere. Ci siamo spostati, siamo scesi appunto alla fine del lago di Tramonti, abbiamo visto la diga che c'è lì e ci siamo mossi seguendo la strada per andare al lago di Cazzuul. Ci troviamo sopra il lago di Selva e questa è la strada che porta al lago di Cazzuul, però è una strada privata dei proprietari delle dighe e c'è scritto accesso riservato ai mezzi autorizzati. Noi non siamo mezzi autorizzati, non sappiamo se si può passare lo stesso, se c'è un'altra strada perché non conosciamo la zona. Qua i cellulari prendono e non prendono, le mappe non sono chiarissime, non sono indicate bene le strade, quindi siamo abbastanza indecisi sul da farsi. Nel dubbio oggi non ci inoltriamo nella galleria, perché sono un paio di gallerie di un paio di chilometri che portano direttamente al lago di Cazzuul. Per oggi appunto preferiamo non rischiare e non portarvi a vostra volta a rischiare a venire qua magari per poi finire in qualche guaio. Quindi per oggi ci fermiamo qui, torniamo giù al lago di Selva, facciamo il giro al lago di Selva e ci informeremo meglio a riguardo in caso in futuro torneremo, perché ci piacerebbe vedere questo lago di Cazzuul particolare, anche perché ci sono un altro paio di chicche nella zona che vorremmo vedere. Però niente, per oggi ci fermiamo qua e intanto vediamo il lago di Selva. Anche se non entriamo in macchina perché appunto non sappiamo se è possibile o no, 2 passi li facciamo lo stesso. Abbiamo lasciato la macchina qui fuori e qui dentro fa un freddo pazzesco, è veramente... Adesso io penso di avere gli isopompati a manetta perché comunque dall'entrata questa è tutta la luce e i puntini che vedete, a parte i due catari frangenti, il puntino che vedete laggiù in fondo, quella è l'uscita della galleria e c'è tutta l'aria fredda che arriva dall'altra valle, passa per di qua, esce. Noi siamo in maglietta perché appunto fa un sacco caldo oggi e qui fa un freddo becco. Adesso mi torno un po' nella luce perché mi sta sminchiando tutta la macchina che non ce la fa a reggere il buio. Sarebbe divertente in realtà farla anche tipo in bici o a piedi sta strada, ma ancora una volta non sappiamo, quindi ci limitiamo a godere l'eco. Come dicevamo all'inizio, questi 3 laghi sono tutti artificiali, tutti parte appunto del progetto Vaillant, tutti per la produzione di energia idroelettrica. Quindi adesso siamo sulla diga del lago di Selva e facciamo un giretto qua. Era solo per farvi sapere che siamo sulla diga del lago di Selva. Anche se il sole comincia a calare donando ai boschi questa atmosfera dorata magica e anche la temperatura comincia a scendere un pochino, noi siamo progressivamente sempre più sudati perché ci siamo impergolati su un sentiero che partiva dal lago di Selva. Siamo venuti su a cercare posti fighi, abbiamo trovato una specie di rudera di cose.
Adesso ci fermiamo un attimo a fare qualche ripresa, che Riccardo fa un po' di riprese, e poi penso che torniamo in giù, o vediamo se ci viene il matto di esplorare ancora un po' i boschi nei dintorni. Allora, siamo tornati alla diga di Casselva, del lago di Selva. Abbiamo fatto un bel giretto qua per i sentieri, per le cose, molto bellino, cominciano a vedersi i colori autunnali. Adesso pensiamo di aver visto un po' tutto quello che c'era da vedere qui intorno, quindi possiamo anche concludere qui. Fate assolutamente un salto a trovare questo bravo ragazzo nel suo canale, vi lascio i link in descrizione da tutte le parti. E niente, come al solito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!